Allora, riprendiamo un po' il discorso, poi volevo affrontare anche l'aspetto dell'obiezione che aveva fatto l'avvocato Fratellone al telefono della consulenza psicologica oppure no, eccetera, questa piccola cosa qua. Però riprendiamo prima con la dottoressa Barbieri. Lasciare il lavoro, cioè sono costrette a lasciare il lavoro, cioè facciamo un iter proprio per raccontare a chi ci ascolta che cosa succede, no? La persona fa tutte le strade, va magari prima dalla polizia, sperando che poi vada al pronto soccorso, che abbia tutti i certificati che sono un elemento probatorio importante poi per gli avvocati, per l'eventuale azione giudiziaria, però va al pronto soccorso, va dalla polizia, arriva a un certo punto al centro antiviolenza, arriva anche da voi o viceversa da voi poi al centro antiviolenza, perde il lavoro, cioè è costretto a lasciare il lavoro perché altrimenti lì è un luogo sensibile, diciamo così. Perché questo è l'altro dilemma, qualora abbia un lavoro, attenzione. Dobbiamo distinguere un pochino la violenza sulle donne intesa come violenza all'interno delle mura domestiche e la violenza sul lavoro. Le due cose, ogni tanto capita che ci siano donne che sono vittime di violenza familiare e anche vittime di violenza sul lavoro. Non è così frequente, però devo essere sincera. Cosa succede? Che allora, la donna molto spesso che non denuncia proprio perché, come giustamente diceva, non ha un reddito, quindi non ha un lavoro, quindi non ha la capacità di dire benissimo, prendo e me ne vado e quindi lascio la casa del mio partner. Ecco. Fatto salvo che non capisco perché debba essere lei a lasciare la casa familiare quando è lui che perpetra una violenza. Comunque, chiusa parentesi, perché poi alla fine direi che sarebbe il caso che fosse lui ad andarsene e non lei. Però, vabbè, questo è un altro argomento. Quindi una donna non denuncia proprio perché non ha una capacità economica, quindi non ha la possibilità di mantenersi e molto spesso di mantenere anche i figli, perché quando succedono queste cose qui, soprattutto quando ci sono figli, quando ci sono bambini, soprattutto minori. Per cui bisognerebbe che noi pensassimo a come sostenere la donna lavorativamente parlando. Allora, noi abbiamo visto che abbiamo uno dei tassi più bassi in Europa dell'occupazione femminile, c'è soltanto il 46% di donne che lavora a livello nazionale. Ora, non tutte lo fanno per scelta, perché c'è chi sceglie di non lavorare perché lo può fare o perché decide di fare questo, ma c'è anche chi non lavora perché non trova un posto di lavoro oppure perché è stato costretto a lasciare il lavoro per la maternità, per i discorsi che facevamo prima, quindi anche perché non c'è nel nostro paese una politica di welfare che ti permetta di conciliare lavoro e famiglia, e anche sulla conciliazione purtroppo se ne potrebbe dire, potremmo stare qui a parlare fino a domani. Per cui nel momento in cui deve rimettersi nel mercato del lavoro, ovviamente è penalizzata, è fortemente penalizzata, non soltanto perché stiamo vivendo un periodo di grande cambiamento e di crisi, cambiamento e crisi insieme, ma anche perché, essendo fuori dal mercato del lavoro da tanti anni, fa fatica un po' a ricollocarsi. Per cui una delle, non dico delle soluzioni, ma una possibilità potrebbe essere dare un aiuto alle aziende, defiscalizzando magari gli oneri contributivi oppure sostenendole con delle premialità, affinché assumano le donne che sono inseriti nei percorsi di tutela come vittime di violenza. Questa potrebbe essere una possibilità. È evidente che su questo si toccano le risorse. Ma i comuni non possono fare nulla, non possono ridurre delle tasse locali. No, faccio una provocazione, sempre nella logica, non possono ridurre le tasse locali per a vantaggio delle aziende che assumono... Non credo che si possa fare a livello locale, perché la tassazione non sono, cioè, forse su quelle locali, ma le tasse locali ci certo sono minime, però non lo so, posso provare a informarmi. C'è un IRPEF comunale che potrebbe essere eventualmente... Quello che noi riusciamo a fare, atteso che la dottoressa ha dato un'idea molto intelligente e molto fattibile, anche perché in effetti basterebbe inserirla in una legge, basterà inserirla anche nella legge sul femminicidio e quant'altro. Comunque, detto questo, quello che noi riusciamo a fare a livello cittadino è di fare della sinergia con i privati, e spesso abbiamo fatto della sinergia con dei service cittadini. I service intendono Rotary, Lions e quant'altro, che hanno foraggiato di tasca loro dei corsi di formazione per le donne vittime di violenza, perché cioè specifici. Sì, specifici, solo per loro, quindi dicendo tu che non hai avuto una professionalità perché sei rimasta magari a casa, non hai degli studi precisi alle spalle,
o comunque sei fuori dal mondo del lavoro, ti facciamo fare uno stage, te reintegriamo, ti facciamo fare un corso di formazione e uno stage remunerato tra l'altro, per vedere di reinserirti in qualche modo, di poter spendere nel tuo curriculum a quel punto una tua nuova vita, poter spendere questa esperienza. E questa cosa qua sta risultando e rivelandosi molto interessante e molto intelligente. Le persone che hanno seguito le donne che hanno seguito questi corsi, molte di loro sono state reintrodotte nel mondo del lavoro, quindi questa è una buona soluzione, cioè una soluzione che perlomeno io ho cercato di trovare. Certo. Non so se l'avvocato Fratellone stava dicendo qualcosa. Sì, concordo sull'idea di poco fa, che sarebbe molto utile che ci fossero delle agevolazioni lavorative se le aziende assumono persone che si trovano in questa situazione, con i limiti di cassa dello Stato che ben conosciamo. Volevo sottolineare, perché prima si era parlato del gratuito patrocinio, ma non sono sicuro di aver compreso se la cosa è stata detta. Nella materia dello stalking sono state applicate le stesse misure poste a sostegno delle vittime dei reati di violenza, cioè oltre alle forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche, tutte queste devono fornire informazioni alla donna sui centri antiviolenza presenti sul territorio. Però la donna, la vittima, può essere ammessa al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito. Cioè, gli avvocati d'ufficio costituiscono un elenco che si rendono disponibili come un medico del pronto soccorso e che poi devono essere remunerati. Determinati avvocati sono inclusi in un diverso elenco, gli avvocati di parte gratuito patrocinio, o meglio, a patrocinio a spese dello Stato, che pagano la loro parcella. Ecco, questi avvocati possono essere nominati anche di fiducia, quindi non è che debba essere soltanto un difensore preso a caso, magari cioè nomina l'avvocato, ad esempio. Io posso scegliere il mio avvocato di fiducia, se sono vittima del reato, e chiedo al giudice che la sua parcella, se lui è in questo elenco, possa essere pagata dallo Stato. E ciò, anche se la donna guadagna più di 1.000 euro al mese, più o meno, la cifra è questa per il gratuito patrocinio. Quindi, anche se una persona guadagnasse 10.000 euro al mese, ha diritto comunque ad avere l'avvocato pagato dallo Stato, perché c'è questa deroga di reddito, proprio a tutela delle vittime del reato di estorsione e di violenza. Questo è importante e sta. Chiaro, no, infatti è molto importante. A proposito della diversa sensibilità, avvocato Billa, che prima aveva sottolineato un diverso punto di vista. Sì, un diverso punto di vista, ma in realtà diverso fino a un certo punto, nel senso che io condivido l'opinione del collega quando mi dice l'avvocato è professionista, freddo, distaccato, e questo è il nostro lavoro. D'altra parte, se non ci poniamo con una distanza tale, non riusciamo a svolgere, secondo me, correttamente il nostro lavoro. Però quello che intendevo io è diverso, cioè è proprio sta a monte, cioè quando mi trovo una persona, qualsiasi persona diciamo assistita di fronte, ho la necessità di fare un mio primo screening per capire, per fargli capire semplicemente che a volte magari la situazione a contrario non era così grave come poteva sembrare, quindi in realtà mi riferivo a quel tipo di sensibilità che come professionista sta a monte in una valutazione comunque obiettiva, poi finale della situazione, per poter assistere lucidamente e in maniera diciamo corretta con gli strumenti che abbiamo a disposizione la persona, quindi magari non c'è poi così tanta differenza tra le due posizioni, anzi condivido assolutamente la posizione del collega nella necessità di un distacco dalla situazione, ovvio. Infatti, sì. Valeria Pilla, so che ha delle altre situazioni, dei casi pratici che... Tanti. Ma credo che innanzitutto tutte queste violenze sulle donne purtroppo ai noi siamo noi che anche le accettiamo e Sì, un po' la donna è sempre stata abituata a dover scendere a compromessi, a dover giustificare tutto, perché anche quando una donna denuncia, insomma, non è raro che magari si veda fare un sorrisino, che dica ma sicura che è proprio andata così. E poi abbiamo questa
gran brutta abitudine di fare le crocerossine, allora ci innamoriamo di persone che non c'entrano niente, che non ci vogliono bene, che ci riempiono di sensi di colpa, che ci corrodono un po' alla volta il cervello, non ci fanno più pensare, e le prendiamo e siamo anche contenti di prenderle. Quando le persone, lei è un'imprenditrice, giusto, vengono le persone da lei, no? Sì. Ecco. E quando vede che ci sono persone che hanno questo spirito della Croce Rossina? No, non parlo come imprenditrice, parlo come donna. Da me non vengono, no, quando arrivano da me hanno già superato questo problema. No, le parlo come donna, come esperienza. Ma lei, che non hanno già superato, ma cosa dice? Cosa dice nel caso dovesse incontrare una collega, una persona che conosce, che ha questo spirito di Croce Rossina, no? Che poi guardi, glielo leggo, se posso ho una lettera. Non ci siamo messi d'accordo, vero? No, ma me la sono portata perché ho chiesto oggi alla mia amica, non è una cliente, è un'amica, e le ho chiesto: scusa, spiegami perché io ti guardo, sei una persona intelligente, sei carina, sei dritta, non hai niente di storto, spiegami perché sei caduta in questa situazione. Allora gli ho detto: ma lo amavi? Sta persona ti piaceva? Mi ha scritto: l'ho conosciuto a una festa alla fine dell'anno scorso. Frequentavamo anche un percorso spirituale di crescita interiore e coscienza emotiva, oltre a quello che facevano nel lavoro, insomma, ecco. Però non erano insieme nel lavoro, erano due persone che si sono conosciuti. Ci siamo raccontati le nostre storie, io conoscevo il suo passato, ero la sua confidente e amica. Sapevo e vedevo la sua voglia di cambiare vita, di uscire dalla dipendenza, perché questa era una persona che aveva dipendenza, e qui la Croce Rossina. Ci siamo avvicinati pian piano, ma quando siamo diventati una coppia di fatto, lui ha abbandonato il percorso di coscienza emotiva ed è tornato a fare la sua vita di prima. Secondo me non l'aveva proprio mai lasciata, nel senso che lei non si rendeva conto che non l'aveva mai lasciato. Esatto, anche perché comunque quando vedi una persona ogni tanto, se questo ha una dipendenza dall'alcol o dalla droga, se ti capita nella serata buona, non è che magari, se non sei un esperto, non è che lo capisci. Quindi lui, quando sono diventati una coppia di fatto, ha cominciato a fare la sua vita di prima, è stato tutto velocissimo. Nel giro di poche settimane ha cambiato carattere, atteggiamento, aveva crisi isteriche e violente, giusto da uno che ha dipendenza, insomma il discorso fila. A quel punto l'ho allontanato, fine della storia. Lui insiste, perché questa ragazza adesso aspetta un bambino. Da questo. Quindi lui insiste che vuole essere padre, che questo gli salverebbe la vita, che devo stargli vicino, gioca psicologicamente sui miei punti deboli che ha capito benissimo, gioca con la paternità e cerca di farmi sentire colpevole. Si scagiona dicendo che lui è un debole e io sono cattiva e non lo aiuto. E scrive poi, tuttavia, pur sapendo che la sta prendendo in giro, mi scrive: l'impatto psicologico è forte e violento su una persona che sta aspettando un bambino, che deve autosostentarsi peraltro, perché da questo sicuramente non avrà niente, e quindi deve far fronte a un problema economico, a un problema lavorativo, perché è una libera professionista. E quindi ha questo problema ancora di più, diciamo, di una persona dipendente in senso lavorativo. E pur con tutto questo lei dice che l'impatto psicologico è forte e violento, e in effetti riesce tutti i giorni a farmi sentire in colpa anche se non lo vedo e non lo sento. Infatti qua riprende un po' il titolo provocatorio che ho fatto mettere, cioè anche le parole hanno un peso, cioè l'atteggiamento, le parole possono creare estremi di violenza. Cosa ne dice in questi casi qui? Dove effettivamente c'è la fase di, adesso non so se magari arrivano anche alle mani, ma può anche essere che arrivi... Sì, è stato già denunciato sul personaggio. Ecco. Che step dovrebbe percorrere la signora? Dopo vediamo anche gli avvocati che cosa dicono. Ma credo che sono situazioni frequenti a queste... Sì, no, sono frequentissime, e vi posso anche dire che per l'esperienza pluridecennale che ho, e insieme a tanti altri colleghi che da anni, insomma, si occupano di queste cose, io non mi occupo direttamente di queste cose, ma ho avuto a che fare in anni dove la legislazione era molto più generica, diciamo così, ed era molto più difficile riuscire a dare risposte, insomma, perché quando si riceveva una chiamata, una telefonata, un'informazione di questo tipo non era semplice. Ricordo che stiamo parlando di sfera personale,
dove è assolutamente delicato, e gli strumenti che hanno a disposizione le forze dell'ordine sono degli strumenti abbastanza grossolani, e le posso garantire, non perché voglia far polemica, che da molto tempo nelle nostre strutture, che tra l'altro sono frequentate da molte colleghe, questi argomenti sono trattati da persone altamente specializzate e difficilmente c'è il sorrisino. Forse è un retaggio, forse probabilmente una qualche visione anno maschilista che probabilmente apparteneva anche alle nostre forze dell'ordine, per carità fa parte della società, facciamo parte della società anche noi, e questo è verosimile, però io credo che da questo punto di vista ci sia stato un serio percorso di emancipazione, anche grazie all'ingresso delle donne in polizia, nelle nostre forze dell'ordine, che spesso seguono e hanno responsabilità di gestione di questi fenomeni. E forse purtroppo grazie all'evidenza di tutti questi casi che quindi... Certo, sicuramente, ecco, ma io credo che siamo di fronte ad una fase di transizione, no? Di un fenomeno complesso che ha delle ragioni di carattere sociale, no? Psicologico e sociale. Lei ne ha in qualche modo evidenziato un esempio classico, no? Di una situazione borderline, cioè di una relazione con una persona che ha delle problematiche. Evidentemente la stessa signora non riesce o non è riuscita a risolvere le proprie, forse, no? E quindi ed è difficile porvi rimedio. Come ho detto prima, l'approccio, come è stato detto, da parte di tutti gli attori che possono tentare di aiutare queste persone, perché non vorrei dimenticare che noi quando parliamo della vittima, che è sicuramente da tutelare ancor più di quanto il nostro codice penale faccia, che si rivolge, proprio perché tra l'altro ha un retaggio abbastanza antico, diciamo, no? Ricordo il codice risale al 31, ha un retaggio che è volto soprattutto al reo, diciamo, a punire più che a tutelare le nostre vittime. E questa legge invece io credo abbia fatto dei passi in avanti in questo senso, cioè ha posto la vittima, si parlava prima di gratuito patrocinio, cioè insomma centri antiviolenza, cioè ha posto la vittima come al centro della situazione, ma anche il reo in questo caso, cioè l'aggressore, ha la necessità di essere incanalato in un percorso di rieducazione. Allora qui il fenomeno è di carattere sociale, culturale, quindi le scuole, quindi tutto quella necessità che la famiglia, cioè quindi qua è un percorso, scusate finisco, perché mi importa solo una cosa, poi dopo noi siamo un front office dove chi arriva e pone delle problematiche di questo tipo, ribadisco, abbiamo delle difficoltà di carattere oggettivo, ma io credo cioè che tutelare veramente chi viene a denunciare, chi si rivolge al centro antiviolenza e successivamente per ragioni d'ufficio, prima l'avvocato Fratellone parlava di procedibilità a seconda della gravità dei fatti, eccetera, eccetera, ecco, per noi ci sono delle problematiche che sono di carattere contingente, cioè tutelare, proteggere fisicamente queste persone, nonostante la legislazione innovata ci abbia dato degli strumenti che prima non c'erano, ripeto, prima non c'erano, forse ha bisogno di ulteriori messe a punto per garantire effettivamente una migliore. Perché per esempio, prima voi parlavate di centri antiviolenza, case rifugio, eccetera. Però insomma, viva Dio, una persona con dei figli che viene spiantata completamente dal proprio nucleo familiare, la signora prima l'ha detto bene, ma per quale stranissima ragione si deve allontanare la vittima e non l'aggressore? Certo. Bene, ma al di là di questo, anche la vittima rimanesse in quella casa, l'aggressore ha sì è vero, abbiamo la possibilità di recintare astrattamente, virtualmente, ma la possibilità di controllare che questa persona non si avvicini e non procuri, non c'è. Cosa che avviene purtroppo, è difficile, è assolutamente difficile. Ma io nella sua benissimo da quanti anni fa questo lavoro? 33 anni. 33 anni. Nella sua, in 33 anni. Sì, avvocato, lasciare la parola subito, si può fare l'osservazione dopo c'è. Voi avete avuto mai qualche collega che lavora con lei vittima di violenza? Se l'è risolta e gestita in quel No, sì, o le ha prese da qualche conosco sia maschi che femmine, cioè quindi voglio dire è un fenomeno. E come ve la vive uno che fa parte delle forze dell'ordine? Beh, guardi, allora, innanzitutto le posso dire una cosa, per esperienza diretta io ho avuto, perché per motivi sindacali ho il dovere anche di assistere sul piano disciplinare i colleghi che sono sotto procedimento disciplinare, perché noi abbiamo un disciplinare assolutamente molto stringente su queste cose e su tante altre, tant'è che per esempio chi si
si rende protagonista di queste vicende e chiaramente è denunciato e quindi sale alla ribalta, l'amministrazione viene a conoscenza e si instaura un procedimento disciplinare. Anche io parlavo di donne vittime. Qualora siano vittime, chiaramente poi se sono appartenenti alla polizia o alle forze dell'ordine, parlo della polizia, a me è capitato di dover assistere, cioè fare da difensore, diciamo, d'ufficio in ambiti disciplinari per chi si era reso protagonista di atti di violenza. Quindi noi per esempio abbiamo, come dire, tra virgolette, degli strumenti interni di autotutela. Di autotutela, sì, chiaramente gestione. quando ne veniamo a conoscenza, perché ricordo sempre che stiamo parlando di ambiti molto ristretti, personali, però per esempio noi abbiamo degli strumenti, cioè noi agiamo perché questo getta discredito per esempio all'istituzione, certo. E questo è un aspetto che la nostra normativa interna ci consente di punire ed è stato fatto per esempio. Chiarire un attimo, c'è l'avvocato Fratallone, vuole intervenire. Sì, avvocato? Pronto? Sì, dica pure. Pronto? Sì, pronto avvocato, la sentiamo, dica pure. Sì. Grazie, sì, volevo intervenire su un paio di cose che sono state dette. Prima è stato osservato, non si capisce come mai la donna esce da casa perché è vittima di violenza e dovrebbe essere lui che se ne va, è stato osservato giustamente. Ecco, a questo proposito, in una decisione del Tribunale di Padova, che era stata assunta sul piano civile, dopo che erano state fatte anche le denunce da parte della donna, la Corte d'Appello ha ritenuto che proprio perché era vittima di violenza la signora dovesse rientrare in casa. Questa è una decisione importante, però si è dovuto presentare un'impugnazione, un reclamo in Corte d'Appello. Infatti l'ha detto la Corte d'Appello. Corretta questa impostazione, questa è la prima cosa. La seconda è che la vittima di questi tipi di reati, spesso in ambito familiare, ma anche lavorativo, anche comunque solo colleghi o persone che si vedono in palestra, sviluppa paure, sviluppa ansia, ha dei deficit di autostima, ha dei sensi di colpa, delle aggressività che aumentano, può avere insonnia, immaginazione sociale. Ecco, tutti questi fenomeni devono essere oggetto di una certificazione, perché poi questa persona ha un disturbo da stress post-traumatico e questo deve essere refertato, deve essere oggetto di una consulenza tecnica, perché costituisce quella alterazione dell'abitudine di vita, quella alterazione dello stato di salute della persona che diventano rilevanti come elemento essenziale, colui o l'altro, affinché ci sia reato di stalking. Quindi continuare a evitare di rivolgersi alle autorità o agli esperti e cercare soltanto rifugio, aspettare che l'uomo smetta di testarla, diciamo così, non fa che allontanare il momento in cui si potrà cominciare a proteggerla. Chiarissimo. Questo è importante da ricordare. Quindi bisogna attrezzarsi anche facendosi refertare e registrando gli episodi se ce ne sono. Sappiamo che le registrazioni si possono fare tra due persone purché presenti e questo è un dato importante che poi a livello di attività processuale viene valutata dal giudice. Certo. Solo una cosa, avvocato, solo una cosa, siccome abbiamo visto anche quali sono un po' le pecche del sistema, quali sono secondo me gli elementi normativi mancanti per i quali sarebbe necessario un intervento legislativo, cioè cos'è che bisogna ancora fare che per voi penalisti sarebbe rilevante per tutelare la vittima oppure per avere un ulteriore peso nella condanna del colpevole? Dopo sentiamo anche l'avvocato Billa. Allora, se devo essere sincero, tantissime volte la vittima, diciamo solitamente la donna, fa la denuncia, querela, chiede che sia applicata una misura di protezione e il pubblico ministero non la applica. Evidentemente non ravvisa i presupposti per applicarla, sta di fatto che poi questa torna a casa e gli fanno una faccia in mira. E questo infatti lo leggiamo dalle cronache, purtroppo è un dato di fatto. Assolutamente sì. Proprio dalle cronache, se si va a vedere le persone che sono oggetto di fatti quelli più efferati, diciamo lesioni personali, l'omicidio, insomma, o addirittura l'omicidio, sono persone che magari avevano già fatto denuncia e chi avrebbe dovuto provvedere l'ha lasciato lì come se fosse uno dei tanti fascicoli. Ripeto, non accade sempre, ma spesso bisognerebbe porre più attenzione sulla rilevanza di questi fenomeni e applicare delle misure cautelari. Quindi qui di nuovo torniamo a un ambito discrezionale del giudice? Assolutamente, anche del pubblico ministero. E anche del pubblico perché poi è lui spesso che deve chiedere al giudice di applicare
che è una misura. Sì. La persona offesa chiede che sia applicata, i magistrati non la applicano, non ne ravvidono gli espremi. Questa poveraccia poi torna a casa, torna al lavoro. Sì, infatti. Grazie. Sì. A riguardo, un censimento così sommario. Allora, se lo ascolti non sappiamo è anche solo la ripetuta diffusione di messaggi, noi sappiamo che nella realtà delle cose sono gli atti di violenza quelli che pesano, gli atti di mortificazione, gli atti di umiliazione. No, ma lo stalking è un sintomo, potrebbe essere un sintomo comunque, sono i primi sintomi magari a volte. Sono i primi sintomi che dopo, se la donna diffide poi un certo uomo, sfociano in atti di violenza difficilmente contenibili. Certo. Quindi la cosa che deve essere fatta è anche che ci siano delle o dei testimoni ad alcuni di questi. Chiaro, quindi elementi di prova, questo è fondamentale. Elementi oggettivi. Ricordiamo Grazie. che nei processi non basta aver ragione, bisogna dimostrare di aver ragione. Tragedia. Questo è un elemento importante. È un elemento difficilissimo. Grazie avvocato. Sì, Fabio Restero, poi andiamo in Solo pubblicità. una cosa per dire che da una sommaria indagine che abbiamo fatto noi nel Veneto, che ovviamente va presa con beneficio di inventario, Sì, sì. perché è Mettiamo i sommaria, dati dalla regia, chiedo se tanto possono mettere i dati mentre lei parla. però per esempio ecco, alcune misure, vedi in specie per esempio il discorso del braccialetto elettronico, sono scarsamente, per non dire per nulla, utilizzate. E qui chi dovrebbe farle utilizzare? Il giudice, no? Esatto. Allora noi siamo a PG, cioè Polizia Giudiziaria, Vabbè, poi ho viene la capito. G che è l'autorità giudiziaria che è dispositiva, cioè che dispone queste cose, queste misure. Quindi Ovviamente c'è deve una pedina valutarne del la sistema gravità che- e discorrendo. Però ecco, questo è il dato, diciamo così, che oggettivo o più o meno oggettivo, perché insomma, ripeto, va preso con beneficio di inventario, però siamo in 7 province e questa realtà, che è una realtà, quella del fenomeno della violenza contro le donne o contro le persone deboli, perché io penso per esempio anche a un'altra cosa, il bullismo. Bullismo, Il bullismo sì. non è un No, fenomeno ma infatti ci da sono- meno, non da so. meno evidente, che ha bisogno probabilmente di analoghe protezioni o strumenti immediati per cercare di scoraggiare l'aggressore verso una potenziale vittima. Quindi ecco, su questo molto probabilmente forse vale la pena di riflettere, sia perché forse va meglio utilizzata la norma esistente e forse anche implementata quella appena riformata nel 2014. Assolutamente. Se hai bisogno di una cosa lunga la dice dopo la pubblicità? Ah, non sei come vuoi, come preferisci. Sì, così do un po' più spazio. Allora, pubblicità pochissimi secondi, ma state con noi perché adesso ritorniamo subito insieme.